Oh, Salvio, a proposito, mi hai fatto venire in mente che devo cambiare. Eccoci qua, che se no mi senti di merda. E lì ci siamo. Sistemo quest'altra cosa e siamo prontissimi. Lascia qua, bilancia là, bla bla bla. Questa sera vorresti vincere senza i miei insulti. Allora, innanzitutto speriamo di vincere. Intanto sposto sto cazzo di microfono. Innanzitutto ci spero di vincere, poi non è mai nulla uguale senza i tuoi insulti. Ah, il Papa così, ok, perfetto. Mi sei arrivato anche veramente quasi il momento di andare dal barbershop. Va bene così. Allora, detto ciò, riapriamo qui, facciamo così. Rintintin. Cosa? Così, cosa? Arriva. Ok. Eccoci qua, io e femmina. Az! Wow, fra, bellissimo, bellissimo. Bello, bello, bello. Complimenti. Se la desideravi pure, è top allora. Già sapete il nome? Già avete deciso per il nome? Bene, bene, bene. Ok. Bene, bene, bene. Dopo questa fantastica notizia, ragazzi, iniziamo. Beh, io bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, bentornati a Real Napoli Football, OAU. Bentornati alla nostra scala della Divisione 1 che proveremo a portare a termine oggi. Vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo iniziamo acquistando Vania Milinkovic-Savic, anche se ancora con il logo del Torino. Sti grandissimi cazzi, mi serve un secondo portiere di livello perché avere Contini in panchina se Meret non c'è diventa veramente una tragedia assoluta. Detto questo, andiamo subito a sostituire Contini, lo mettiamo nelle riserve e in panchina ci portiamo Vania Milinkovic Savic, che chiaramente andiamo anche a allenare. Eccoci qua, lo mettiamo di livello, eccoci qui, eccoci qua, trallallero trallallà. Ok, cambio allenamento, procedi. Benissimo così, madonna sti cazzo di cose qui. Si chiamerà Daria Romano. Az! Bel nome, fra. Ripeto, veramente, veramente sono contentissimo, veramente, veramente contentissimo. Allora, intanto facciamo consigliati da 78 a 91, vabbè, penso che va più che bene così. Per il momento lo lasciamo così. Perfetto, e abbiamo un signor secondo portiere finalmente. Vabbè, lo facciamo qua, devo cambiare un attimo il numero perché non so che numero gli hanno assegnato. Andiamo al campionato, ragazzi, torniamo al campionato perché siamo, come ben sapete, in divisione 2, 1692 punti, molto vicini all'obiettivo. Intanto volevo dare giusto un occhio. 32 si è preso, perfetto. Allora possiamo andare, possiamo andare a cercare il primo avversario di questa live. Vogliamo un nome italiano, breve ma comunque importante, non sopporto i nomi anglofoni. Tipo, fammi un esempio per farmi capire bene, perché sono un po' ignorante su certe cose. Anglofoni, che cosa intendi? Perché veramente il significato mi sfugge completamente, veramente completamente, quindi fai prima a dirmelo.
Avversario trovato. Ah, ok. Ah, anglofoni, sì, nomi stranieri. Però te lo giuro, veramente non ne avevo più pallida idea che significasse nomi stranieri. Me l'hai detto praticamente tu adesso. Napoli Besiktas intanto. Ok, ok, fra, vabbè. Figurati. Da italiano, insomma, lo capisco, cioè nel senso che anche io naturalmente, però posso capire che la situazione è molto diversa. Diciamo avrei difficoltà a dare naturalmente un nome straniero a un eventuale mio figlio o figlia, però per me naturalmente è molto più semplice pensarla così, intendo chiaramente. Allora, ecco qua, manca a farla apposta, proprio Meret non c'è. No, non sta bene, quindi esordio totale per Vania Milinkovic-Savic subito alla prima partita. 3-2 per il nostro avversario che sembra molto molto agguerrito. Andiamo al match. Wow, meno male che me l'hai pigliata, un po' più giusto. Comunque, ha svelato l'arcano del fatto che pensavo di avere Milinkovic-Savic che mi è uscito al pool. In realtà io ero convinto di averlo semplicemente perché era uscito a Peppe. Quindi, diciamo, lui mi aveva detto questa cosa e in realtà io l'avevo presa, capito, per mia. Intanto, Scott. Palla per Olivera, prova ad andare subito dentro, la palla non arriva a Kevin De Bruyne, Lukaku, Maradona, attenzione, palla dentro, Lobo ancora, a recuperare Beckenbauer, bravissimo Lobotka e poi Di Lorenzo, McTominay, la palla è per Maradona, prova a girarla per Lukaku, la palla è troppo lenta, attaccano loro, palla dentro, Lobotka, Di Lorenzo, prova ad andare Roberto Carlos Cross in mezzo, incredibile, Milinkovic Savic, primo intervento importante. Lobotka la mette fuori, Scott sbaglia, McTominay, siamo un po' leggerini al momento, De Bruyne la mette fuori, Maradona, Lukaku prova a lanciare Pasquale Mazzocchi che la prova ad appoggiare subito per De Bruyne, non arriva Kevin sulla palla, attenzione Scott, Lobotka, palla per De Bruyne che la alza per Lukaku che spara, palla fuori, caricato troppo. Kevin Bryant, mamma mia, che lo dici, però, che lo dici? Vania lo so che è un fenomeno, lo so. Lobotka, palla per De Bruyne, Lukaku si gira alla grande, Romelu Lukaku, scende Romelu, la palla è per Scott che la mette per Maradona che prova a spostarsela, niente da fare. Attenzione Lobotka, Di Lorenzo prova ad andare qui. Di Lorenzo attaccano loro, Lobo deve chiudere su Gullit che va fino in fondo, Gullit c'è Lobotka, palla fuori. Bene così, Lobo la gira per Di Lorenzo che prova ad andare da McTominay a vuoto Scott. Prova ad andare in chiusura McTominay, niente da fare, c'è Gullit fino in fondo, deviata Milinkovic Savic. Che poi vada, mamma mia Mazzocchi, Olivera, ancora erroraccio. Attenzione qui, Rachmani, McTominay, Lukaku, De Bruyne dentro per Romelu Lukaku, che giocata spaventosa, va Romelu Lukaku fino in fondo, no dai, come cazzo è possibile che non ha tirato? No, aiuto. Di Lorenzo non riesce ad anticipare, Rachmani la prende, Rachmani, palla ancora per De Bruyne, prova a portare palla De Bruyne, palla per Maradona, si gira Diego Maradona dentro per De Bruyne di prima, palla fuori, incredibile. Dovevo lasciare la corsa prima, sì. L'ho lasciata troppo tardi. E poi volevo fare il tiro a giro, chiaramente perde tempo quando fa il tiro a giro. Giustamente. Rachmani, palla per Lobotka, De Bruyne ancora, Maradona, Lukaku, la palla sbagliatissima di Romelu Lukaku che adesso lancia praticamente il Besiktas. Buongiorno, recupera palla, va Scott McTominay dentro per no. Perché? Maradona in pressing. Attaccano loro, scende Kevin, palla dentro, attenzione Lobotka, scende McTominay, va Roberto Carlos fino in fondo al cross in mezzo Roberto Carlos, mamma mia Olivera la mette fuori, Lukaku, la palla è per De Bruyne, Maradona allarga per Di Lorenzo, Lobotka anticipato da Pippo Inzaghi, palla dentro, attenzione, attaccano loro per bene, il cross in mezzo, la palla resta all'altro lato, la Gullit che segna l'1-0 Besiktas. Lukaku
Dopo, siamo sotto, ragazzi. Mazzocchi ha aspettato troppo Pasquale Mazzocchi. Olivera adesso prova a rientrare. Olivera prova ad andare in chiusura, il solito cross, la mettiamo fuori ancora. Olivera, palla fuori, è messa dal fondo. Io ho build l'hai buildato diversamente, Vania. E vabbè, fra, io ho fatto quello, l'ha consigliato, giusto per... No, Scott, no, che li mezzi voto che non faccio il passaggio in profondità, me ne pento sempre. Questo intervento è totalmente senza senso. Attenzione, Di Lorenzo, prova a chiudere il genio Di Lorenzo. Proviamo a ripartire con Di Lorenzo che prova ad andare da Maradona, che allunga per De Bruyne, niente da fare. Forse ho accelerato un po' troppo lì. Lobotka prova ad andare dentro, Lobo scende, Roberto Carlos, la palla dentro. Rachmani, poi Di Lorenzo. Palla per De Bruyne, dentro per Lobotka, cerca Maradona, mamma mia, passaggio terrificante. Scott però recupera palla, Lukaku dentro per Diego Maradona, rientra Maradona, Maradona fino in fondo, prova ad allungare questa palla per Lukaku, se la sposta sul destro, la parata del portiere. Rilancio lungo, mi ricordo anche che io portiere avversario, vabbè. Di Lorenzo scende Lobotka, bravissimo Di Lorenzo. Cerca McTominay di tacco per Olivera, erroraccio qui, palla dentro, Rachmani in pressing, niente da fare, attaccano loro. Olivera, bella chiusura, McTominay prova ad andare da Lukaku, Maradona, Lukaku, niente da fare. Palla dentro, attenzione, attacca ancora il Besiktas, mamma mia, Lobotka può recuperare questo pallone, Maradona di tacco, scende per Lukaku, prova a tenerla Romelu. Bravissimi qui, poi Lobotka, proviamo ad andare in transizione, Lobo la mette per De Bruyne, Lukaku si gira, Lukaku dentro per Maradona. Finisce il primo tempo, gli ho dato spirito combattivo, ma io le abilità le dovrò dare, fra. Le dovrò dare. Sto rimandando, ma le dovrò dare. Signore e signori, vi ricordiamo che non è consentito parcheggiare intorno allo stadio. Grazie della collaborazione. Primo tempo interessante, equilibrato. Siamo però sotto. Siamo sotto. Si riparte, attenzione De Bruyne, proviamo a pressare subito Maradona, la mette giù, Maradona fermato Diego. Palla dentro, Olivera, McTominay, Mazzocchi, niente da fare. Poi Pasquale Mazzocchi va dentro da De Bruyne, anticipato Kevin, Olivera, bel break di Mattias, va dentro da Scott, niente da fare. Olivera non riesce ad intervenire qui, bravissimo Rachmani, poi proviamo a ripartire qui con Maradona che prova ad imbocare per Lukaku, la palla non passa, attaccano loro, Lobotka, mettiamo palla fuori, Gullit recupera questo pallone, va dentro ancora con il cross in mezzo, Di Lorenzo a staccare, De Bruyne non prende questo pallone, Lobo la mette per Maradona, scende Diego Maradona, Maradona ancora, porta palla Diego, rientra Maradona, c'è da andare da Lobo, poi De Bruyne prova a imbucare per Diego, in realtà io avevo visto già Lukaku ma non siamo riusciti a servirlo. Bravissimo Olivera che recupera palla, va dentro da Lukaku che l'appoggia per Maradona. Non siamo né bravi né fortunati. Lukaku, Maradona di tacco per De Bruyne che la mette giù. Kevin De Bruyne, palo rete sensazionale di Kevin De Bruyne. 1-1. Bella giocata qui, stavamo spingendo e Kevin non perdona, ragazzi. Non perdona, per nostra fortuna. Scott recupera una gran palla, McTominay prova a recuperare Scott McTominay, scende Scott fino in fondo, porta palla, si ferma alla grande, McTominay prova a sparare, la palla è fuori. Ci ha provato Scott ad arrivare fino in fondo. Rilancio lungo con Rachmani che prova ad andare a staccare, poi c'è Lobotka di testa, sbaglia tutto però. Rachmani, Di Lorenzo la mette giù, poi Lobotka addirittura prova ad andare da Maradona. Servono i cambi, ragazzi,
servono assolutamente i cambi, bravissimo, buongiorno, palla dentro, la mettiamo fuori, buongiorno, cerca McTominay che viene anticipato nettamente, bravissimo Mazzocchi, prova a spazzare, poi lo boccano, ci credo, anche perché Roberto Carlos sbaglia un gol praticamente già fatto. Facciamo i cambi ragazzi, fuori Romelu Lukaku, dentro Lorenzo Lucca, Maradona prende il posto di Kevin, Kevin si va a fare un po' di panchina, dentro Politano, c'è Zambo Anghissà che metto al posto di però Lobotka e dentro Spinazzola per Mazzocchi e il resto va bene così, contropiede a Lorenzino Lucca, difensivo a Frank Zambo Anghissà e torniamo al match. Sostituzione di giocatori. Numero 9. Milinkovic-Savic prova a lanciare lunghissimo verso Lucca che è alto, prova a staccare, niente da fare. Scott viene colpito, arriva Spinazzola, attenzione Spina. Lucca, proviamo a pressare, niente da fare, Di Lorenzo a vuoto. Rachmani prova ad andare dentro, scusate, Milinkovic che prova a rilanciare subito lungo. Politano prova a metterla dentro, siamo sfigatissimi qua, palla dentro ancora verso Roberto Carlos, Rachmani prova ad alzarla, Politano prova a prendere posizione, direi anche inutilmente, giustamente, no perché sono uscito qua, ma lo faccio sempre sti fatti. Buongiorno, mamma mia la mette fuori, buongiorno, poi Scott dentro per Politano, Lucca la prova ad appoggiare per Maradona che ci ha provato a servire Matteo, niente da fare, attaccano loro e vabbè. Vabbè, io palla lunga alla cazzo di cane, vi prego. Allora, fuori Mati, dentro Jack. Cambiamo assetto ragazzi, non abbiamo assolutamente niente da perdere. Andiamo dentro Jack ragazzi, proviamo a spingere a questo punto, Anghissà, palla per Di Lorenzo, dentro da Politano, prova a scendere Matteo Politano, lui mi sembra che sia completamente fermo, Politano fino in fondo, Politano, il cross in mezzo, c'è Lucca che prova a staccare, poi Raspadori, arriva Scott McTominay, non ci credo, calcio d'angolo. Maradona cercherà Rachmani, attenzione Diego verso Mir Rachmani che proverà a spizzarla, Rachmani, Scott la resta lì la palla, non ci credo ancora una volta, non ci posso credere che non sono riuscito a ribadirla in porta. Palla lunghissima Di Lorenzo, prova ad andare a chiudere Giannino Di Lorenzo e vabbè però i miei non arrivano, dai, Spina la mette fuori. Maradona si gira, Diego Maradona, grande giocata di Diego, prova ad andare, wow, Kiss non è fall, ma siamo seri, ma dai, palla dentro per Spinazzola, dentro per Maradona, anticipato Diego, incredibile, poi Scott McTominay, Raspadori e Maradona prova ad andare da Lucca, Politano di prima, che cazzo ha preso il portiere, poi Scott McTominay, niente da fare, Maradona prova ad andare, Lukaku, Anghissà, niente, non ci credo. Vabbè. Sì, ho visto il fatto di stavo vedendo l'allenamento e Zambo e Lukaku lo hanno stroppiato, Maron. Tanto 3-1 Besiktas, ragazzi. Cominciamo con una sconfitta questa live, sconfitta discutibile perché veramente ci siamo mangiati l'impossibile come gol. Però veramente io qua per carità non dico di non aver sbagliato, però cioè veramente ci sono dei falli che non mi sono stati minimamente chiamati ragazzi, ma siamo seri. Là dentro Savic buongiorno ragazzi, ormai la partita è totalmente compromessa,
Scott, Maradona, Anghissà, prova ad andare da Raspadori, Lucca si gira dall'altro lato, scende Lorenzo Lucca, mio Dio. Troppi errori. Troppi errori. Vabbè, can fino in fondo, cross in mezzo. La prova a mettere fuori Rachmani, Maradona pure, non riusciamo a metterla fuori. Palla dentro, cross ancora. Niente, io vorrei uscire da questa cazzo di area di rigore, ma non ci riesco. Adesso sì, con Lucca che va da Maradona, che scende da Politano, si gira Matteo Politano, la prova a mettere per Lucca, niente da fare. Partita in ogni caso stregata, ragazzi. Vasavic, che purtroppo inizia con una sconfitta la sua avventura al Napoli. Finisce qui. Ciao Fra, purtroppo la prima di stasera l'ho persa 3-1. Poteva essere gestito forse un po' meglio il secondo tempo. Peccato perché l'avevamo anche ripresa. Peccato. Perdiamo 26 punti, ragazzi. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario. Voglio cominciare da Maluccio, bisogna dirlo. I soliti turchi. Vabbè, Fra, pure io non ho giocato benissimo. Non ho giocato benissimo questo finale di partita. Intanto avversario trovato, Napoli-Milan. Messi contro Maradona. Meret gioca questa partita tutti bene. Il nostro avversario gioca 4-1-2-3. In realtà mi sembra più un 4-3-3, praticamente molto offensivo. Va bene, andiamo al match. Io peccato veramente la partita di prima, perché tendenzialmente si poteva fare molto di più, però come si suol dire, this is. Tendiamo l'inizio della partita. Waiting for. Si parte, ragazzi, finalmente direi. Napoli-Milan. Signore e signori, benvenuti all'incontro di oggi tra Lukaku, palla per McTominay, allarga per Mazzocchi, scende Mazzocchi, la dà subito a De Bruyne che va da Lukaku. Lukaku si gira, Romelu prova ad imbocare per Mazzocchi che crossa in mezzo verso Maradona che stacca di testa. Mio Dio, partenza incredibile. E Diego Maradona la mette dentro di testa. Si facendo buono, Partiti fortissimi, ragazzi. Che cazzo di gol ho fatto? Tanto magia di Lukaku qui. Assist pazzesco di Mazzocchi e Maradona di testa. Mio Dio. 1-0. Partiti fortissimi. L'unico dubbio, no, sta giocando perché ha cominciato.
Incredibile, Lobotka, perdiamo una brutta palla qui, bravissimo Buongiorno, prova a metterla dentro, Buongiorno la recupera, meno male, con De Bruyne che allunga per McTominay, Lukaku in buca per Scotti, in realtà volevo andare da Diego, ma va bene così. Attenzione qua, mamma mia Meret, il lancio lungo di Alex, Maradona prova ad andare a disturbare, niente da fare, Lobotka la alza a campanile, Scott la mette giù, Lobo di testa, Lukaku per De Bruyne, Lukaku ancora dentro per Maradona che non riesce a prenderla, se la cava qui il Milan, Scott dentro, Lukaku, Maradona, niente da fare, De Bruyne non riesce a prenderla, attenzione qui riparte il Milan, velocissimo, grandissimo Olivera, poi De Bruyne, Scott, McTominay, bravissimo Scott, palla per De Bruyne, di tacco per Lukaku, 1-2 Maradona, Lukaku spara, la parata del portiere, Lobotka prova a cambiare tutto, Olivera a staccare, poi McTominay, Lukaku per Maradona, Maradona passa, prova a ridarla a Romelu, niente da fare, Scott la tiene, Scott la riperde purtroppo, attenzione Lobotka dentro per McTominay, va da Lukaku che l'appoggia, ci prova a darla a Maradona, niente da fare, non mi chiamano un fallo per il momento in questa serata, Lobotka palla per Scott, prova ad andare dentro, grandissimo De Bruyne, Maradona va a giro, la parata di Livakovic, il lancio lungo di Livakovic, Buongiorno prova ad andare a staccare, Olivera non la prende, Pepe, arriva Lobotka, prova ad andare dentro, McTominay, Lukaku 1-2 con Maradona, dentro Romelu Lukaku che non riesce a passare per un nulla, Lukaku se la riprende, prova a sparare calcio d'angolo. Stiamo premendo tantissimo. Maradona, attenzione, Andrada, Rachmani, Amir prova a girarla, Amir, Buongiorno di testa, Livakovic ancora. Ciao Fra, ti ho visto, ti leggo tra poco. Attenzione De Bruyne, Buongiorno, Scott, niente da fare. Olivera l'alza per Lukaku che prova a staccare, niente da fare, attaccano loro, Lobo a vuoto. Buongiorno, prova a chiudere, niente da fare, Rachmani chiude invece. Rachmani perde il pallone, Amir voluto un po' troppo qui, Olivera, attenzione Scott, McTominay, attaccano loro, Buongiorno, bravissimo, poi Scott, De Bruyne, la palla è per Maradona, riesce ad andare da Lukaku, dentro per McTominay, che imbuca per Romelu Lukaku che la mette per De Bruyne, che cazzo ha fatto Kevin qui, poi Maradona recupera la palla, Diego Maradona dentro per De Bruyne, qui mi sono divorato un gol già fatto. Olivera, gran recupero palla, Meret la alza per Pasquale Mazzocchi, va Mazzocchi, McTominay, palla per De Bruyne, dentro da Lukaku, 1-2 con Maradona, prova ad andarsene Romelu, niente da fare, bravissimo Kevin a recuperare palla, De Bruyne la mette per Maradona che non riesce ad arrivare sul pallone, bellissime le Renzi le marche non a differenza della nostra abbiamo Fly Emirates e fa schifo, ma Fra è perché con Fly Emirates, che in realtà non è Fly Emirates ma pare sia Puma il Milan, non mi ricordo, attenzione intanto la palla è per Kevin De Bruyne che prova a passare, niente da fare, aspetta Fra ti rispondo tra poco. Lobotka, palla dentro, bravissimo Di Lorenzo, prova a cercare Scott, dentro per Lukaku, la palla è per Kevin, la mette per Maradona, dribbling di Maradona, passa Diego Maradona, la mette per De Bruyne, incredibile, Kevin De Bruyne, traversa pazzesca ragazzi, sarebbe stato un gol incredibile, la palla resta lì, Lobotka, niente da fare, arriva Mazzocchi, alla grande Pasquale, non riesce a servire però Scott McTominay, palla dentro, attaccano loro, solita palla lunga per Pepe, arriva Meret, mio Dio qua, Di Lorenzo, Lobotka, palla per De Bruyne, la mette per Maradona, Maradona si gira, riesce a servire Scott McTominay, Lukaku è qui, ha gestito male la situazione, bravo Lobo, De Bruyne ancora, Maradona, dribbling di Diego, passa Diego, attenzione la palla è per Lukaku che riesce ad allungarla. Niente da fare ragazzi, bisogna segnare il secondo perché ce lo meritiamo pure. Maradona dentro per Scott McTominay che si gira, McTominay, niente da fare, palla dentro ancora Mazzocchi, incredibile qua Pasquale, prova a ripartire il Milan con Van Basten che va fino in fondo, deve tornare Alessandro Buongiorno, al cross in mezzo Pepe, non ci credo, non ci posso credere, 1-1 Pepe.
Un pareggio che non si meritano assolutamente, minimamente. Pempe, Lobotka, vada Pasquale Mazzocchi, scende Mazzocchi dentro per De Bruyne, prova ad andare da Lukaku, anticipato Romelu Lukaku, niente da fare, palla dentro, Buongiorno deve chiudere, attenzione, Rachmani la mette fuori, Olivera, palla per De Bruyne, Lukaku dentro per Maradona, prova ad imbucare, niente da fare. Si sente, come si sente malissimo? Ah, ok. Ok. Allora, intanto Fra rispondevo, il problema non è Fly Emirates, mi pare che lo sponsor tecnico si intende aspirapolvere, sì, forse era lo Subway, c'era l'aspirapolvere acceso. Lo sponsor tecnico del Milan è Puma, quindi il problema è che Puma, come Adidas, come K, come Nike, come tanti brand, hanno delle linee guida ben precise per fare le maglie e quindi devono seguire quelle linee guida, soprattutto dove mettere gli sponsor, che tipologia di linee fare, perché devono essere chiaramente riconoscibili. Il Napoli non ha queste restrizioni perché le maglie sono griffate Armani, è vero, ma Armani, diciamo, ci mette solo, tra virgolette, che cazzo di passaggio ha fatto Meret? Ci mette solo, tra virgolette, la firma, ma poi fa tutto il Napoli e quindi non ha necessità il Napoli di rispettare determinate linee guida e può fare il cazzo che gli pare. E intanto Lukaku prova a lanciare Di Lorenzo, scende Giannino, Di Lorenzo la mette per De Bruyne, prova a passare Kevin, ancora senza fallo dice l'arbitro, provano a ripartire loro con Rachmani che riesce ad andare a recuperare palla, Lobotka, Rachmani, Mettomini, niente da fare, De Bruyne prova a recuperare questo pallone, niente ancora, Buongiorno recupera palla, la mette per Mettomini, va da Lukaku, Maradona si gira senza fallo ancora, ragazzi, incredibile, non mi sta chiamando nulla. Palla lunga, Mazzocchi a staccare, Mettomini, niente, mamma mia, riusciamo a chiudere qua, Lobotka, De Bruyne di tacco, dentro per Di Lorenzo, la palla è per Maradona, palla dentro, attaccano loro, passa Van Basten, c'è Rachmani, attenzione, cross in mezzo, Meret, lancio lungo di Alex, Maradona la mette giù per Mettomini, palla ancora per Diego Maradona, proviamo a passare, niente da fare, attaccano loro, Olivera, Di Lorenzo e Lobotka di tacco per Di Lorenzo, scende Giannino, la palla è per Maradona, dribbling di Maradona, dentro per Di Lorenzo, la palla passa ma Giannino non se ne accorge. Rilancio lungo, servono i cambi, Olivera a staccare, arriva Kevin, Scott Mettomini, Lukaku, Maradona, 1-2, passa Romelu Lukaku sul primo palo, Romelu Lukaku, 2-1. Passiamo noi, stiamo giocando troppo bene per non andare in vantaggio, bene così. Adesso Romelu si va a fare un giro in panca, Diego come al solito indietreggia, fuori Kevin De Bruyne, dentro niente poco di meno che David Neres, dentro anche no Scott lo lascio tutta la vita, lascio Scott, dentro Billy Gilmour e fuori anche Paco, sì, dentro Beoghe, ma dai, ok, contropiede a Lorenzo Lucca, difensivo a Billy Gilmour e torniamo al match. 2-1. Sostituzione di giocatori. Numero 9, numero 11. Si riparte, attenzione, prova ad attaccare il Milan, Beukema a staccare, niente da fare qui, Yamal, proviamo a chiudere, niente da fare qua, attenzione Beukema, Romario fino in fondo, Gilmour la mette fuori, Maradona, palla per Scott Mettomini, Lucca, Maradona dentro per Lorenzo, Lucca che prova a metterla per David Neres, è sbagliato, ma scusate la punta a Neres, attenzione Maradona, Neres prova a prendersi questo pallone, non ci riesce, arriva Billy Gilmour, non riusciamo a chiudere qua, Rachmani in chiusura, niente da fare, palla dietro, Neres prova a dare una mano in difesa, attaccano loro, bravissimo Giannino Di Lorenzo che recupera palla e allunga proprio per Neres che la mette per Maradona, prova a lanciare David Neres, niente da fare, Neres rilancio lungo, Rachmani la mette giù, Di Lorenzo, Gilmour, Maradona, niente da fare, Scott Mettomini, palla per Neres, palla ancora qui, Scott non la prende, Gilmour sfortunato qui nel rimpallo, palla dentro, attenzione, mamma mia, poi Rachmani prova a metterla fuori,
niente da fare, il cross in mezzo, Olivera, poi palla fuori, Gilmour, palla per Neres, Maradona, Lucca la mette per Scott McTominay che gira e se ne va dentro per Maradona, prova l'1-2, non è riuscito, Maradona si va a recuperare il pallone, Lucca 1-2 con Neres che prima tripla e poi appoggia un cioccolatino che Lucca non riesce a tramutare in gol. Attenzione qua, prova Beoche ma adesso addirittura a ripartire, la palla è per Maradona che la appoggia Neres, Maradona, palla per David Neres, non riesce a proteggerla, attenzione Meret deve uscire, bene così, il lancio lungo di Meret verso Lucca che prova a staccare, niente da fare, attaccano loro, bravissimo Rachmani, prova a metterla dentro, sbaglia tutto però, deve tornare anche Scott McTominay, palla dentro, Beukema, palla per Olivera, Gilmour, Maradona, Neres, Maradona dentro per Di Lorenzo che riesce ad arrivare da Neres che prova ad andarsene, David Neres, fermato David, attenzione qua, rilancio lungo, Maradona prova ad andare a staccare, Lucca dentro per David Neres, se ne va David che prova a rimetterla dentro, senza fortuna, bravissimo qui Gilmour, sbagliamo tutto noi nella ripartenza, andiamo a chiudere con Rachmani, bravissimo qui Gilmour, va da Maradona a Neres, la gira per Lucca che la ridà Neres che prova a ridarla a Lucca che prova a sparare, niente da fare, palla dentro, arriva Scott, proviamo a chiudere noi, attenzione Rachmani, McTominay, Olivera, Lucca la mette per Maradona che prova ad andarsene, niente da fare, Maradona non la tiene, Gilmour la mette fuori, solo per un attimo, attaccano loro, Rachmani finisce qui, 2-1, bene così, Maradona Lukaku, una partita comunque dominata in lungo e in largo ragazzi, battiamo Danny the Dog, battiamo il Milan e ci recuperiamo un po' di punti persi nella scorsa partita, quasi tutti in realtà, non proprio tutti purtroppo, ma va bene così, torniamo a vincere e andiamo a cercare subito il prossimo avversario. Vabbè, vedo che vi state confrontando sulle maglie. La scritta era veramente pesante ragazzi, sono d'accordo con Salvio. Celeste tipo la Lazio non sono molto d'accordo. Sono due azzurri. La Lazio è celeste, il Napoli è azzurro, c'è una bella differenza. Quelle... No, intanto Napoli-Juve ragazzi. Quelle degli ultimi anni sono geniali, puramente geniali ragazzi, puramente geniali e spettacolari, non c'è nulla da dire, non c'è assolutamente nulla da dire. Intanto Napoli-Juve va bene così, andiamo a cercare il prossimo, andiamo a vedere se stanno bene i nostri ragazzi. Mazzocchi no, dentro Spina dall'inizio, il resto tutti bene, il nostro avversario gioca a 4-2-4, tutto spostato verso sinistra, va bene, quindi sulla nostra sinistra dovremmo avere, sulla nostra destra, no, sulla nostra sinistra dovremmo avere un po' di spazio in più. Vediamo. Dicevo, la bianca che ho preso con tutti i profili in bronzo ti ferma il fiato, più la guardi più vedi i dettagli, mamma mia, come stai dicendo?
Lo so, lo immagino in realtà, più che lo so. Voglio, ma veramente è sempre massacrante aspettare tutto questo tempo, tutto questo santissimo tempo per iniziare una partita, sempre massacrante. Ragazzi, Napoli-Juve, si parte. Lukaku, palla per McTominay, proviamo ad andare subito dentro con De Bruyne, niente da fare, Lukaku, Lobotka, niente da fare, Di Lorenzo, palla dentro, proviamo ad attaccare, bravissimo Lobo, andare subito da Maradona, De Bruyne non riesce a recuperare questo pallone. Di Lorenzo deve rientrare, Roberto Carlos, palla dentro, Meret, ci salva Alex. Ciao Black, buona serata a te. Buonasera a te in realtà. Roberto Carlos prova ad andare da Gullit, Di Lorenzo prova a metterla fuori. Attacca ancora la Juve con De Bruyne che prova a chiudere, palla dentro. 1-0, Alex Del Piero. Ok. Lukaku, palla per Lobo che allarga subito da Spinazzola. Scende Spinazzola, prova ad imbucare, va dentro, fallo laterale per noi. Restiamo in avanti. Spinazzola prova ad andare lungo da Lukaku che prova a girarla per Maradona, Lobotka dentro per De Bruyne, De Bruyne dentro per Lukaku, niente da fare, non riusciamo a tenerla. Romelu, attenzione McTominay a staccare, qui la palla è per Maradona, dentro per Kevin. Peccato che Maradona non abbia fatto un passaggio molto preciso. McTominay dentro per Spinazzola che può andare fino in fondo. Spinazzola rientra, Spina la mette per De Bruyne, non riesce a tirare. Attenzione, buongiorno, Lobotka, Di Lorenzo la prova a mettere fuori, De Bruyne dentro da Diego Maradona, Lukaku, si gira Romelu, Lukaku di destro Romelu, da attaccante puro, la va a pareggiare, 1-1. Romelu, bene. Maradona prova a scendere, attenzione Lobotka, palla dentro, Di Lorenzo, fallo. Mi era dato l'ispirazione, sto provando a fare una full Juve ma ho appena iniziato. Wow, Fra, mi fa piacere che ti ho dato una buona ispirazione. Allora, devi avere un po' di pazienza, sei appena iniziato, devi avere molta pazienza perché non so quanti giocatori, diciamo, della Juve hai versioni speciali. Se c'hai molti giocatori base all'inizio, io l'ho fatto iniziando con molti giocatori base, all'inizio è tosta, però è una questione poi di abitudine, poi riesci comunque a competere ed è divertente perché poi comunque giochi con la tua squadra del cuore, c'è quella reale, quindi per me a un certo punto diventa troppo divertente, anche quando perdo naturalmente. Attenzione, McTominay va di testa, Lukaku la mette per Maradona che prova ad imbucare per De Bruyne va sul primo palo, la parata calcio d'angolo, attenzione. Lo so Mirko, mi dispiace ragazzi, devo fare la live assolutamente, devo fare la live in cui gioco con voi. No, che cazzo ho fatto? Vabbè, Maradona, Di Lorenzo, niente da fare, sbagliato giocatore. McTominay la mette per Lukaku, non riesce a trovare De Bruyne, colpito Romelu Lukaku, Di Lorenzo non riusciamo a metterla fuori, Lobotka prova ad imbucare per Romelu, Maradona dentro per Lukaku, Schmeichel rilancia lungo, Olivera prova a staccare, arriva buongiorno, la palla è per Rachmani, dentro per De Bruyne, Maradona, Di Lorenzo, Maradona, peccato qui. Palla dentro, attenzione qua, Rachmani va in chiusura, non riusciamo a chiudere, Di Lorenzo recupera palla, va da Meret.
Meret prova a portare palla, Meret la alza adesso verso Lukaku che prova a prendere posizione e ci riesce. Scott verso Spinazzola, va dentro, Spina la mette dietro per Kevin De Bruyne, dribbling di De Bruyne, bella giocata, McTominay cerca Maradona, attenzione dentro per Scott che prova a tirare, la parata incredibile di Schmeichel. Palla dentro, torna Scott anche, attenzione qua, proviamo a chiudere Lobotka, poi Rachmani, Scott McTominay, palla per De Bruyne che allarga verso Spinazzola, prova a scendere Spina, dentro per De Bruyne, proviamo a ragionare, la ridà Spinazzola, De Bruyne, Spina prova a capire cosa fare, dribbla Spinazzola, va da Lukaku, la palla è per De Bruyne che prova ad imbucare per Lukaku, Spinazzola, mio Dio, che azione abbiamo fatto? E segna Leonardo Spinazzola. Si sta cagando sotto questo, effettivamente ho avuto la stessa impressione. Wow, winning 11, Wayu, incredibile winning 11. Spettacolo Spina, ragazzi. 2-1, passiamo noi. Lobotka prova ad andare a chiudere, De Bruyne, gran recupero palla di Kevin De Bruyne che adesso prova ad appoggiare a Scott, sbagliamo purtroppo tutto, bravissimo, buongiorno, poi Di Lorenzo, la palla è per Lobo, De Bruyne prova ad imbucare, niente da fare, bravissimo Olivera, cerca Lobotka, De Bruyne, Lukaku, Maradona, prova ad allungare per Scott, McTominay cerca ancora Spinazzola se la sposta sul sinistro, il cross in mezzo, c'è Maradona dall'altro lato, incredibile, Diego Armando Maradona va di testa, 3-1 ragazzi, 3-1 Diego Armando Maradona che giocando da seconda punta chiaramente sta segnando una caterva di gol rispetto a prima, anche se già ne segnava tantissimo. Attenzione, attaccano loro, bravissimo, buongiorno, che la mette fuori, wow, l'unica volta che era fa per forza o passaggio in profondità, nulla ha fatto. Attenzione, Lobotka, va da Kevin De Bruyne, dribbling di De Bruyne non è riuscito, Lobo in pressing, niente da fare, bravissimo, buongiorno, la palla per De Bruyne, niente da fare, sfortunati qui ma abbiamo anche sbagliato parecchio, il cross in mezzo, Meret, bullizzato. Meret va da Lukaku, McTominay cerca di andare da Spinazzola, sbaglia Spina, McTominay prova a rientrare, il cross dall'altro lato, prova a tornare De Bruyne, palla dentro della Juve che prova a cercare Gullit e qui si divora il gol. Preferito FIFA dietro la PlayStation 1? No, io non sempre ragazzi. In realtà sono sempre stato verso Winning Eleven e PES, poi a un certo punto passai a FIFA, non mi ricordo in che anno, e poi non sono più, poi sono ripassato a PES definitivamente, cioè eFootball. Sì, mi sto rilassando, sai, hai ragione. Andiamo a chiudere con Spina che è meglio, qua è sfiga totale, però deviamo, finisce il primo tempo, non lo so ragazzi, la Juve dove arriverà, sicuramente nessuno e nemmeno io la vedo candidata a qualcosa di importante, però solitamente poi comunque riesce sempre a giocarsi il posto in Champions almeno. Bisogna vedere ragazzi, bisogna vedere perché siamo solo nel precampionato, bisognerà vedere tante cose. Lobotka prova ad andare a chiudere, attenzione, palla dentro McTominay, proviamo ad andare, bravissimo Olivera, prova ad allungare direttamente la Maradona che cerca Lukaku, niente da fare, Scott recupera palla, McTominay prova ad andarsene su Roberto Carlos, cerca Lukaku che la mette per De Bruyne che non riesce a girarsi, attenzione qui, Gullit, bravissimo, buongiorno, poi Lobotka, Maradona di tacco, la palla è per Lukaku, dentro per Diego Maradona, giocata incredibile di Lukaku, chiude Roberto Carlos. Abbiamo fatto una giocata incredibile, Lukaku, De Bruyne, Maradona, la palla è per McTominay, in buca per Maradona che prova a girarsi, senza fortuna, attenzione qui Scott, proviamo a chiudere, se la cavano lo è, vabbè, ma dai come cazzo sono passati, raga la farò nei prossimi giorni quella live, la farò nei prossimi giorni. No, ma ci sono stati dei FIFA, ragazzi, che erano veramente belli, però poi a un certo punto è veramente diventato orripilante. Numero 15.
Lobotka, palla per Di Lorenzo, prova a scendere Di Lorenzo, Maradona si gira, Maradona dentro per Scott McTominay, prova ad andare da De Bruyne, niente da fare, attaccano loro, provano ancora ad andare Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, cerca Giulia Di Lorenzo, Maradona dentro per Di Lorenzo, grande giocata, si gira Giannino, niente. Rachmani deve colpire lui, palla dentro, vabbè. Meret, mio Dio, che cazzo di miracolo ha fatto Alex qui. Poi De Bruyne, niente da fare, stiamo rischiando troppo. Rimessa dal fondo, scusate, cazzo, fuori gioco. Meret, Spinazzola, ciao Simone, tutto bene? Verso Lukaku e prova a prendere posizione Maradona, niente da fare anche questa volta senza fallo, ragazzi però. Palla dentro, attenzione, Spinazzola alza il pallone, Maradona prova a prendere posizione inutilmente, Scott rilancio lungo, Spina, niente da fare, Rachmani, bella chiusura di Amir che capisce tutto, prova a far ripartire l'azione Rachmani, cerca dietro McTominay che va da De Bruyne, si gira Kevin De Bruyne ancora senza fallo, ragazzi. Attenzione, Kevin la appoggia per Scott McTominay che prova ad andare, Scott la mette per Diego, loro sono comunque chiusissimi, lo può staccare, la palla è per Maradona, Scott McTominay dentro per Maradona che prova a sparare Diego, calcio d'angolo, facciamo i cambi. Facciamo assolutamente cambio. Oh, c'è un Jack on fire. Allora, sto mettendo veramente pochissimi cross, quindi vado così. Neres. No, però non era quello che volevo fare. Oddio, anche se Maradona è stanco. E non cammina. Vai, lo cambio. Dentro Gilmour, fuori Lobo. Vai, assolutamente sì. E dentro Beogema, Spina distrutto, va bene così. Contropiede a David. Difensivo a Billy e torniamo al match. L'ho fatto, ragazzi, ho tolto Diego. Sì, Simo, certo, finisco la partita e te la faccio vedere, assolutamente. Politano dalla bandierina. Attenzione, Matteo cercherà di andare da Rachmani. Matteo verso Amir Rachmani che prova a tenerla lì. Non è fortunato Amir qua. Attenzione, bravissimo Raspadori. Poi Billy Gilmour cerca di andare da Di Lorenzo, palla per Raspadori, Neres prova a tenerla lì, calcio di punizione, ovviamente, appena uscito. Diego Armando Maradona si presenta un calcio di punizione da limite dell'area di rigore, su cui andrà Politano? 85, mi sa proprio di sì, Matteo Politano. Che dite, si sposterà Ciccio? Io penso di sì. Va Matteo Politano, il portiere si sposta, comunque la palla non era proprio perfetta, calcio d'angolo, la palla non era proprio perfetta di Matteo. Attenzione, Politano prova ad andare da Buongiorno prova a tenerla lì, niente da fare, Jack prova a pressare per andarsi a recuperare il pallone, niente da fare, recuperiamo la palla adesso qui con Matteo Politano, no. Billy Gilmour, bravissimo Billy, poi Raspadori dentro per Neres, allunga per Matteo Politano, arriva Matteo che la alza adesso per Neres di testa, David Neres, la andiamo a chiudere, primo gol stagionale per David Neres, 4-2, lo segna di testa, incredibile. Incredibile, ragazzi, di testa David Neres. Di Lorenzo cerca Amir Rachmani che prova a rilanciare lunghissimo con Neres che non può fare granché di testa, proviamo poi a chiudere la seconda palla, niente da fare, attenzione Buongiorno e poi la mettiamo fuori, la palla resta lì, Meret, calcio d'angolo, meno male. Roberto Carlos dalla bandierina, attenzione Di Lorenzo, deve provare a staccare, non ci riesce, Gilmour e poi Scott la mette fuori,
Neres la mette per Raspadori, fermato Jack Raspadori, calcio di punizione. Calcio di punizione. Politano cerca Giannino Di Lorenzo che va a staccare Gilmour, Raspadori, la palla è per Neres, prova a metterla di nuovo per Jack, niente da fare, bravissimo Jack che la recupera, palla per Di Lorenzo, prova ad andare da Raspadori, Nedved intercetta una gran palla, prova a giocarsela bene la Juve questa ripartenza con Billy Gilmour che deve andare su Roberto Carlos che se ne va, Carlos fino in fondo, bravissimo Gilmour, calcio d'angolo. Ciao Massimo. Ragazzi, ma queste partite di precampionato, vi ripeto, non le dovete vedere. Cioè, comunque le dovete vedere con le molle. Attenzione perché Neres prova a passare, palla ancora recuperata da Politano, niente da fare. Attenzione qui, proviamo a chiudere, non ci riusciamo. Bravissimo Rachmani. Poi Scott McTominay, Neres dentro per Jack Raspadori che prova ad andare da Neres che allunga per Scott, palla dentro per David, niente da fare. Riparte la Juve, palla dentro, poi Rachmani, niente ancora, proviamo ad andare, Raspadori, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, prova ad andare a chiudere, buongiorno in chiusura, il cross in mezzo, Beukema, traversa della Juve, è rimessa dal fondo, non lo so, Milan, Roma, Napoli, Napoli naturalmente lo spero sempre. Lo so che sembra ipocrita dirlo e stupido, però io non do mai nulla per scontato. La Roma non lo so, primo anno di Gasp, non lo so. Il Milan io ce lo metto comunque tra quelle là che potranno dare molto fastidio, perché Allegri sa quello che fa. Intanto Scott McTominay, Neres si gira, palla per Politano dentro per Giannino Di Lorenzo che arriva Di Lorenzo, la mette per Matteo Politano, 5-2. Matteo Politano mette la ciliegina sulla torta in questa partita. 5-2 alla Juve e tutti a casa. Da romanista è impossibile, almeno quest'anno ci giochiamo lo scudetto. Allora, effettivamente parlando onestamente, con molta onestà intellettuale, è complicato perché il primo anno di Gasperini comunque, per carità, grande allenatore, quando nessuno lo mette in dubbio, però deve comunque entrare nei meccanismi, cioè i giocatori devono capirlo, poi per carità magari fa una grandissima prima stagione e siamo qui a parlare dell'area, però diciamo che la vedo più che altro complicata. Scott McTominay prova ad invocare, partita praticamente finita, finisce qui. Sì, diciamo che la Roma alla Champions ci può puntare tranquillamente, io su questo sono molto d'accordo. 5-2 ragazzi, ce la portiamo a casa, siamo stati più che altro più cinici, 9 tiri a 9, partita comunque bella, equilibrata, siamo riusciti a portarcela a casa e guadagnare 27 punti, 1717, benissimo così, andiamo a cercare subito il prossimo avversario. L'ambiente romano, esatto, io quello intendevo per Gasperini, deve calarsi nell'ambiente romano che comunque non è per nulla facile, anzi. Vorrei ricordare che la Roma nel 2023 per quasi 100 anni è stata la squadra del Sud più blasonata. Vabbè, non c'è bisogno di raccontarlo, in realtà tendenzialmente è così, al di là degli anni di Maradona del Napoli, però in quel caso per il Napoli era stato, diciamo, un unicum, no? Tanto Brescia-Napoli era stato, come dire, non un unicum, però mi avete capito, il Napoli era stato tra virgolette una meteora negli anni di Maradona, e quindi ci sta, insomma, è chiaro che la Roma è stato esattamente quello, una delle squadre più importanti più che altro del Sud Italia per tanti anni. Infatti il blasone, più che blasone intendo, è stata tra la squadra più importante, non tanto il blasone, non tanto per una questione di blasone, proprio per forza proprio. Insieme anche alla Lazio, perché anche la Lazio ha attraversato intorno agli anni 2000, Roma e Lazio erano molto molto forti, poi purtroppo non hanno mai avuto, intanto è andato tutto bene, 4-3-3, va bene, diciamo non hanno avuto la forza di quelle del nord per restare sempre ai vertici, questo è stato il problema. Quello che spero faccia il Napoli quest'anno, chiaramente, cioè, quello che sto cercando di fare, spero che riesca a fare il Napoli. Napoli, Milan, Inter, Roma, Inter, quanti Inter ci sono? Non sto capendo. Brescia-Napoli ragazzi, per provare ad avvicinarci al miracolo.
Lukaku, proviamo a pressare, attenzione qua, Lobotka prova ad andare Lobo, niente da fare, attaccano loro, Lobotka in pressing, niente da fare, Maradona, attaccano loro, Di Lorenzo, gran recupero palla, Lobotka dentro per Giannino Di Lorenzo, porta palla a Giannino, prova ad imbucare per Maradona, niente da fare, rilancio lungo da parte del Brescia, con Rachmani che prova a staccare, niente da fare, De Bruyne, gran recupero palla di Kevin, palla per Scott, dentro per Diego Maradona, fino in fondo Maradona a giro, calcio d'angolo, miracolo di Puyol, miracolo, oh Gerardo, tutto bene? Attenzione, Maradona cercherà proprio Rachmani che prova a metterla dentro, calcio d'angolo ancora. Maradona, attenzione, Rachmani piuttosto libero, niente da fare, Lukaku prova a tenerla lì, la palla resta ancora lì, Rachmani, Rachmani, la parata del portiere. E adesso Puyol prova a far ripartire il Brescia, attenzione qui, Scott, rilancio lungo del Brescia, Rachmani prova a staccare, niente da fare, Scott McTominay, Lobotka dentro Lobo, centralmente per Scott che aveva aspettato, palla dentro per Lukaku, azione confusa e strana, Scott non riesce a recuperarla qui, palla dentro, Lobotka prova a metterla dentro per Maradona, Lukaku dentro per Diego, niente da fare, Scott ancora, riparte il Brescia, attaccano loro, attenzione qui, Di Lorenzo, Lobotka attacca il Brescia con Owen, palla dentro, attenzione, Olivera deve chiudere, la palla resta lì pericolosamente, chiude Giannino Di Lorenzo e prova Mazzocchi a ripartire, va dentro da De Bruyne, De Bruyne cerca Scott McTominay, Lukaku dentro per Maradona, Scott, la palla non arriva a nessuno, lancio lungo Olivera, attaccano ancora loro, McTominay, Di Lorenzo, palla dentro, attacca il Brescia, Lobotka deve andare a chiudere su Bukayo Saka che cross in mezzo, buongiorno, la mette fuori Lukaku, proviamo a pressare, la partita si sta sviluppando in maniera un po' strana, attenzione, cross in mezzo, buongiorno, calcio d'angolo. Sono Raffaele, no, Raff, non mi ricordo ragazzi, non mi ricordo, a volte quando scrivete con altri nomi non mi dite niente. Attenzione Di Lorenzo, Messi, prova ad andare in chiusura Giannino su Messi che cross è in mezzo, Meret, meno male. Lancio lungo di Meret, Lukaku, niente da fare, Maradona la mette giù per Lobotka, proviamo a fare un po' di ordine con Lobo che cerca proprio Diego Maradona, Maradona palla per De Bruyne, dentro ancora per Diego che prova a riappoggiarla per De Bruyne, ma troppo Diego ha aspettato un po' troppo per quel passaggio, se ne va Owen, Meret, grande giocata di Alex Meret che esce, mette pressione a Michael, De Bruyne, Maradona, Lukaku, palla per Scott McTominay che praticamente poi se l'è autopassata per così dire, riusciamo ad attaccare al momento, palla dentro, buongiorno, l'appoggia per Meret che spara lontanissimo con un Maradona e prova a prendere posizione senza molta fortuna, attaccano loro, palla dentro, buongiorno, Scott McTominay, Lukaku, niente da fare, attaccano ancora loro, a vuotissimo Mazzocchi, attenzione Olivera, tutti a vuoto, incredibile, cross in mezzo, Rachmani, poi De Bruyne riesce a staccare con Maradona, Lukaku, palla dentro, la palla non filtra, rilancio lungo, buongiorno, prova a staccare Lobotka, Maradona, Lobo, attenzione Lobo, palla dentro, attenzione Rachmani, riesce a chiudere Di Lorenzo, poi De Bruyne, Maradona, Lukaku, Scott McTominay, dribbling di Scott, prova a lanciare Mazzocchi, un po' di aria finalmente con Mazzocchi che va fino in fondo, Mazzocchi entra in area, il cross di Paco, calcio d'angolo. Chivo non arriva a Natale, Spezia del sostituto, questo non te lo so dire, non te lo so dire ragazzi, sarà una stagione strana. Attenzione, Maradona cercherà verso buongiorno che la mette dentro, la palla resta lì pericolosamente, colpito Di Lorenzo,
Giannino Di Lorenzo, scende Giannino centralmente da Mazzocchi, fermato Pasquale. Palla lunghissima, attenzione, Lobotka, provano ad andare loro dentro con Michael Owen, prova a scendere Owen fino in fondo, Owen rientra al tiro, colpito, buongiorno, niente da fare, fortunato per il Brescia qui, e Lobotka riesce a trovare Scott McTominay dentro per Kevin De Bruyne che prova a scendere dentro per Scott McTominay che va proprio da De Bruyne che si gira, la prova ad appoggiare. A volte ci manca veramente il passaggio finale. Lobotka, rilancio lungo, Rachmani l'appoggia a Meret che prova a rilanciare lungo, Alex Meret, Maradona ad anticipare, finisce il primo tempo 0-0, partita in cui si può fare molto di più di quello rispetto a quello che stiamo facendo, molto di più, abbiamo tirato anche poco. Ricordiamo a tutti i tifosi di usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata. Grazie. Tirare è vietato, hai ragione. Sto tirando poco, è vero. Sto tirando poco. A volte per forza vado trovando, tra virgolette, il tiro pulito. Sostituzione per il Brescia. Numero 8. Viene sostituito Lukaku, palla per Lobotka, dentro per Di Lorenzo, proviamo a scendere subito con Di Lorenzo, me la sono allungata troppo, come al solito. Maradona, palla dentro De Bruyne. Olivera, loro vanno sempre di prima, poi proviamo a metterla fuori, Olivera, sbagliamo tutto. Attenzione, palla dentro Owen, Meret, ci salva Alex qui, E poi Mazzocchi non riesce a metterla fuori, proviamo a chiudere, niente da fare, Dumfries, poi Olivera, Mammi Pompei, palo, mamma mia ragazzi. No, Raffa, perdonami ragazzi, il mio numero non lo do praticamente a nessuno. Non per qualcosa, raga, Attenzione, palla dentro, che gol ha fatto questo. 1-0. Sto giocando male, raga. In realtà la verità è questa. Buongiorno, prova ad allargare per Mazzocchi, Mazzocchi dentro per Scott McTominay che allunga per Lukaku, guarda quello che salvataggio ha fatto, quel bastardo che salvataggio ha fatto. Buongiorno, prova a chiudere, la palla è per Mazzocchi, De Bruyne, Lukaku dentro per Maradona, proviamo ad uscire qui, Lobotka, attenzione Lobotka dentro ancora Di Lorenzo, la palla è per Maradona, fallaccio su Di Lorenzo. Maradona, attenzione Diego, era meglio se continua all'azione. Diego la prova a mettere dentro, niente da fare, ho cercato qualcosa che non esisteva probabilmente, Rachmani la mette giù. Rachmani, palla per Di Lorenzo, palla lunga ancora, Lobotka, incredibile, ma siamo seri, Meret. Palla lunga, Mazzocchi, palla per Scott McTominay, Lukaku, Maradona, fermato col fallo, calcio di punizione. La community sta crescendo. In che senso so? Infatti ragazzi, tra l'altro potete tranquillamente iscrivervi al canale Telegram che è assolutamente naturalmente gratuito ed è facile tramite il link. Raffaele, lì puoi girarci tutte le formazioni che vuoi tu, non ci sono problemi. Anzi. Intanto dentro Lucca, Maradona al posto di De Bruyne, sto quasi pensando di passare a 3 e il quasi diventa sì, fuori De Bruyne, dentro Matteo Politano e dentro Jack Raspadori, fuori Lobo, vai, fuori Lobo. Vai, proviamoci.
Faccio una mezza follia, ma ho veramente poco e nulla da difendere. Torniamo al match. Attenzione, un cambio. Ok, calcio di punizione ancora con Maradona che deve decidere cosa fare. Direi di andare da Lorenzo Lucca. Lucca la mette per Raspadori, gran giocata, Raspadori spara calcio d'angolo. Ci ha provato Jack, calcio d'angolo ancora. Maradona, attenzione, palla verso Buongiorno, Diego verso Alessandro Buongiorno che prova a spizzarla lì, niente da fare, incredibile. Mazzocchi di Lorenzo di prego anticipa, bravissimo Giannino. Meret rilancia lungo, quantomeno per continuare ad avere speranza. Lucca prova a girarla per Raspadori che prova ad imbucare subito, loro rilanciano lunghissimo e deve andare Buongiorno verso Meret che deve alzarla subito per Maradona che prova a girarla, niente da fare. Scott, palla dentro, attenzione, Raspadori prova ad andarsene, Jack Raspadori scende, Jack Raspadori prova ad andare da Lucca, ma perché io volevo andare da Diego? Perché? Perché queste cose? Mazzocchi, attenzione qui, palla dentro, palla recuperata, Maradona dentro per Politano che ha un'attenzione libero tutto. Attenzione Scott, non riesce ad arrivare sul pallone qui, McTominay prova a recuperare palla. Attenzione, palla dentro, Olivera, non ci credo, fallo addirittura di Buongiorno. Fra, devi solo cliccare sul link, in realtà dovresti fare l'accesso direttamente sul link che sta sotto la live, vedi? Michael Owen proverà a tirare, naturalmente no, Rachmani la mette giù, Poi Olivera prova ad andare da Mazzocchi, Raspadori, Lucca prova ad andare da Raspadori ma Puyol recupera palla tranquillamente. Attenzione Mazzocchi dentro per Lorenzo Lucca che imbuca per Matteo Politano, arriva Matteo fino in fondo, Matteo sul primo palo, la va a pareggiare, Matteo Politano continua ad essere decisivo Matteo, 1-1. E che cazzo, aggiungerei 1-1 Matteo. Siamo ancora vivi. Mazzocchi, attenzione Paco a vuoto qui col Palmer, il cross in mezzo, ora Buongiorno, mamma mia, calcio rimessa al fondo. Meret prova a rilanciare lunghissimo Alex Meret con Lorenzo Lucca che può andare a staccare, ci riesce, Maradona non riesce a tenerla, veramente di un nulla. Olivera perché attenzione Scott, Rachmani dentro per McTominay che prova a lanciare Matteo Politano, grandissima giocata, va dentro Matteo che prova ad andare dall'altro lato, niente da fare, la palla resta lì, Maradona e Diego, se Diego mi sbaglia lo stop chiaramente diventa un problema. Di Lorenzo, attenzione, Di Lorenzo la mette subito per Politano, Politano cerca Maradona che appoggia Di Lorenzo che è in fuorigioco, naturalmente in fuorigioco Giannino, è salito troppo. Bukayo Saka, rilancio lungo, Buongiorno prova a staccare, poi Scott McTominay prova a metterla per Lucca, niente da fare, arriva Scott, niente ancora, McTominay a vuoto, McTominay, attenzione, palla dentro, Rachmani il tiro da lontano, Calle, rimessa al fondo, troppo frettolosa in finale, sì. Già. Meret prova a rilanciare lungo Alex, Lucca prova a staccare, la palla è per Maradona, dentro per Raspadori di tacco per Mazzocchi, Re Jack, la palla è per Lucca, Maradona, attenzione, Maradona dentro per Lucca, sempre il fatto che non tiro in porta. Mazzocchi, la palla è per Maradona, va Lucca dentro per Jack Raspadori che l'alza per Matteo Politano, non ci credo. Che cos'era? Buongiorno col terzo tempo, riesce a recuperare palla, Scott la mette per Lucca, dentro per Jack Raspadori, va Raspadori, no ragazzi, no,
No. Scott è distrutto, mettiamo un po' Bill. Sì, ci ho avuto un po' l'ansia in realtà in questa partita, un po' tutta la partita. Numero 22, numero 7, Messi. Baia prova a rilanciare lungo, c'è Olivera, Gilmour riesce ad andare da Raspadori che cerca Lucca, 1-2, dentro per Jack Raspadori e qui sfiga, perché la palla non passa, fallo laterale per noi. Frama, per carità, hai ragione. Raspadori, palla per Maradona, dai, ma che è sto stupido, ma che è sto stupido. Gilmour, palla per Olivera. No, no, Meret ti prego, grazie Alex. Sarebbe stata una beffa clamorosa. Lancio lungo. Finisce qui 1-1. Politano fortunatamente non ce la fa perdere. Pareggio che mi dà fastidio, ragazzi, perché è una partita che potevo veramente gestire meglio, veramente provare a vincere. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario. Quantomeno non l'abbiamo persa io, perché perderla sarebbe stato molto doloroso. Molto doloroso. Avversario trovato. Non lo so, Fra, sì, un pochino sì, In realtà forse intanto Napoli Gala da Sarai. Forse potevo passare a 4 invece di fare sta cosa, vabbè. Sì, non lo so, ho avuto un po' d'ansia in questa partita con Brescia, effettivamente. È vero, un po' d'ansia, un po' d'ansietta. Allora, tutti bene, tranne Romelu e Lorenzo Lucca dal primo minuto. Il nostro avversario gioca 4-4-2. Cavani, Van Basten, Edinson. Waiting for bro. Si parte. Napoli Galatasaray. It's time to rise and shine. Lucca, palla per Lobo che allarga subito per Di Lorenzo che prova a fare un dribbling molto stupido che io provo sempre. Palla dentro proprio per Cavani che arriva fino in fondo, spara Meret, calcio d'angolo. Palla dentro, attenzione Di Lorenzo, la mette fuori De Bruyne, prova ad andare a chiudere, Scott, il tiro da lontanissimo, mio Dio. Meret. Alex, palla per Rachmani, allarga subito per Di Lorenzo, prova ad andare di prima. Abbiamo iniziato in maniera molto discutibile, cross in mezzo, proviamo a metterla fuori. Calcio d'angolo. Attenzione Messi dalla bandierina, Rachmani, niente da fare, Di Lorenzo prova a sbatterla fuori, attenzione Van Dijk, arriviamo, attenzione Mazzocchi, palla dentro, Olivera,
proviamo a chiudere con Mattias, niente da fare, il cross in mezzo, buongiorno, e poi De Bruyne, palla per Maradona, va Lucca, si gira Lorenzo Lucca, riesce a girarla qui per Scott McTominay che la dà per Lucca, fermato sul più bello Lorenzo Lucca qui, palla lunga, ma Messi non ci può arrivare, bene così. Attenzione, palla per Olivera, cerca Scott McTominay, prova a passare Scott, prova a darla a Lucca, niente da fare, palla dentro, mamma mia che giocata pazzesca, e che gli devo dire? Vedere l'angolo non mi stuzzica troppo, mi pare un po' ballino e poco pratico, ma spero di sbagliarmi, non lo so fra. Non lo so, fra, a me piace, è un giocatore che chiaramente, secondo me, è esattamente un po' come dici tu, esattamente un po' come dici tu, deve imparare ad essere concreto. Tanto Maradona prova a girarla, niente da fare, Scott, niente ancora, Di Lorenzo la mette giù, Maradona, Lucca, va da Scott McTominay, prova ad imbucare per Lorenzo Lucca, gran giocata, Lucca, attenzione, Lorenzo Lucca! Grande giocata qui di Scott McTominay e Lucca e l'andiamo a pareggiare 1-1. Grande giocata in verticale, ragazzi, devo dirlo. E Lorenzo Lucca ci mette la firma. Bravissimo Lucca qui a recuperare palla. Scott perde palla qui. De Bruyne, rilancio lungo. Ovviamente ci sono i lag perché qualcuno ha una connessione di merda. Lucca 1-2 con Maradona, se ne va Lorenzo Lucca, prova a tenere questo pallone, la palla è per Scott McTominay che prova ad imbucare per Lucca, prova ancora, niente da fare. Buongiorno, palla qui per Mazzocchi, va da Scott McTominay, dentro per Lucca, di tacco per Maradona, Maradona la tiene, va Lucca in fuorigioco. Telenco, faccio tutto, me le dice di quello che non mi esce. È strano, fra, perché ti stai scrivendo. È strano che non ti esce. Lancio lungo di canna, niente da fare. Attenzione, arriva Meret. Bravissimo Olivera. La palla è per Mazzocchi, prova a scendere Pasquale. Mazzocchi, mamma mia, pallaccia di Mazzocchi qui. Olivera tutti a vuoto. Proviamo a chiudere con buongiorno Olivera. E che cazzo ci combinato qua? Mamma mia. Ribery ci punisce giustamente. Di Lorenzo prova ad andare da Maradona, sbagliamo tutto. Buongiorno, recupera palla De Bruyne, sbaglia il passaggio Kevin. Olivera, De Bruyne, McTominay, Lucca 1-2 con Maradona, dentro ancora per Lorenzo Lucca. Lucca giro, Lorenzo Lucca, poi rete, doppietta per lui. Doppietta per lui, la pareggiamo di nuovo, 2-2, doppietta di Lucca, che devo dire la verità, si sta dimostrando molto utile. De Bruyne, palla per Scott McTominay, non riesce ad andare da Maradona, De Bruyne dentro, Mazzocchi l'alza, Scott per Lucca, niente da fare, Lucca ancora, De Bruyne, niente, non trova Diego Maradona, palla ancora lunga, Rachmani, Di Lorenzo, la palla è per De Bruyne, Maradona si gira, Diego prova ad andare da Lucca, niente da fare, rilancio lungo. Oh, io non ci credo quello che sto subendo, non ho parole. 3-2, basta. Lobotka, Mazzocchi 1-2 con De Bruyne, Mazzocchi prova a metterla dentro, niente da fare. Lancio lungo, buongiorno, va da Lobotka, De Bruyne, Maradona, la palla è per Lucca che prova a girarsi, niente da fare. Ancora rilancio lungo, solito lancio lunghissimo. Meret, Di Lorenzo, la palla è per Lobotka, va da Maradona, dentro per Lobotka, dentro per Di Lorenzo, sbagliamo tutto. Poi Lobo, ancora da Giannino che mette per De Bruyne, Maradona, palla per Lucca, 1-2, va dentro Diego, chiuso incredibilmente. Rachmani prova ad andare a staccare ancora una volta, Di Lorenzo recupera, Di Lorenzo, la palla è per Maradona che prova ad allungare per Kevin De Bruyne, arriva De Bruyne, l'alza per Lorenzo Lucca, di testa, 3-3, tripletta di Lorenzo Lucca.
tripletta di Lorenzo Lucca, ragazzi. Adesso l'obiettivo è smetterla di subire gol deficienti. McTominay, la palla è per Maradona, Lucca, Maradona dentro ancora per Lorenzo Lucca che prova a tenerla, Lucca ancora Lorenzo, incredibile qui. Olivera, la palla è per McTominay, niente da fare. Palla riparata, McTominay, De Bruyne, Lucca, 1-2 con Maradona, va dentro Lorenzo Lucca, Can evita il quarto gol a Lucca. Attenzione, Lobotka prova ad andare da Mirrachmani che imbuca per Kevin De Bruyne, prova a scendere Kevin, la palla è per Maradona, centralmente da Scott McTominay, calcio d'angolo. Bella giocata qui. Maradona dentro da Rachmani che prova a girarla, finisce il primo tempo 3-3, tripletta di Lucca. 3 gol subiti da noi discutibili, ma siamo in equilibrio. È tutto un equilibrio sopra la follia. È possibile acquistare il programma dell'incontro odierno dagli stand vicino ai cancelli. Un bel ricordo della giornata. Ed è solo il primo tempo, una serie. Guardate a Chiamiso, guardate. Palla dentro, Scott McTominay, Lucca, perché non a De Bruyne? Che era verso di lui il passaggio. Buongiorno a staccare, riusciamo a riprendere palla Scott, De Bruyne dentro per Lobotka, Maradona di tacco, Lucca, la palla era un po' lunga, era un po' lucca la palla. Olivera, palla per Mazzocchi dentro, De Bruyne di tacco, allunga questo pallone per Lobotka, la palla è per Maradona, prova ad andare da Lucca, niente da fare, Lucca la riesce a ridare a Maradona che allarga alla grande per Di Lorenzo che prova ad imbucare un pallone complicato anche e tra l'altro inutile per De Bruyne, la palla arriva adesso comunque a Kevin, niente da fare, Lobotka, De Bruyne, palla per Lucca che la mette per Scott McTominay, palo di Scott. Poi Maradona che è in fuorigioco. Che partita per via centrali fai 10. Ok, ci sto provando io. Sto provando. Palo di Scott intanto. Calcio di punizione, rilanciano lungo loro. Attenzione, palla dentro. Ma dai, ancora. Meret. Prova a chiudere Alex Meret. Che poi appoggia a De Bruyne, palla per Scott McTominay, va da Maradona, scende Diego, l'appoggia a Lucca, palla per De Bruyne, tacco per McTominay, 1-2, prova ad andare dentro De Bruyne, la mette per Lucca che non riesce a tirare, lancio lungo del Galatasaray, niente da fare, Scott, palla lunga ancora per Osimhen, chiude, bravissimo Rachmani, Meret rilancia lungo, sa che servono i cambi, Lobotka scende Lobo, va dentro da Lucca, la palla non filtra, ancora dentro loro, palla giocata bene dal Galatasaray, provano il cross in mezzo, Rachmani la mette fuori, senza appello, e poi sbaglia tutto De Bruyne. Meret, Lobotka, palla per De Bruyne, Maradona, sbaglia Diego. Buona palla Lobotka, De Bruyne, non voleva andare da Lucca qui, poi Mazzocchi, troppa confusione, Olivera deve andare in chiusura, bravissimo Rachmani, sbaglia tutto Kevin che è stanchissimo sicuramente, però riesce a recuperare questa palla, De Bruyne, palla per Maradona, Di Lorenzo ancora per Diego che sbaglia lo stop, Diego rilancio lungo, Olivera, la palla è per Lobotka che sceglie Di Lorenzo, De Bruyne va da Maradona, Lucca di tacco, 1-2 con Scott McTominay, prova ad entrare Lucca, niente, attenzione De Bruyne, non c'è allungato da passare, palla dentro, buongiorno, la mette giù Olivera, Lobotka, De Bruyne, sbagliato il passaggio di Lobo e si è visto tutto, qua la recuperiamo, Lobo, palla per Di Lorenzo, sbaglia Giannino Di Lorenzo, dentro Osimhen, Di Lorenzo, Lobotka, prova ad allungare, sbaglia tutto Lobo, Olivera deve andare a staccare, non salta nemmeno, Mazzocchi spara lontanissimo con Lucca che prova a staccare, non ci riesce,
palla dentro ancora, Olivera, rilancio lungo, Lucca la mette giù, Maradona di testa, De Bruyne dentro per Diego, la palla non filtra, Lobotka sbaglia tutto, rilancio lungo, Mazzocchi la mette fuori, poi Scott McTominay, De Bruyne, palla per Maradona, 1-2 con Lucca, Maradona non riesce a passare, Lucca se la riprende, Maradona, Lucca! Lorenzo Lucca, quarto gol in un'unica partita. E passiamo noi, ragazzi. 4 gol in un'unica partita per Lorenzo Lucca. Porca troia. Allora, c'è Noah Lang che può giocare trequartista, può giocare anche seconda punta. Lo mettiamo seconda punta. Ok, Lucca lo facciamo uscire, 4 gol, si può andare anche a riposare. Dentro il Cholo Simeone, dentro Zambo Anghissà, fuori anche Lobo, dentro Zambo Anghissà per Lobo, sì, oddio, Ramani sta a terra, dentro Beukema, ma sì, dentro un po' Sam Beukema, ragazzi, diamo un po' di freschezza e poi Spina, vai. Allora, contropiede tra l'altro al Cholo, e non avevo dato nemmeno contropiede a Lucca io perché mi ero scordato, e dentro difensivo Zambo Anghissà, lasciamo Scott, va bene così, c'è un po' di cambio. 4-3, mamma mia. Di giocatori. Numero 11, numero 27, 4-3, ragazzi. Scott McTominay, Simeone dentro per Scott che prova ad andare da Lang, per Scott, ancora per Lang, niente da fare, Lang si è inchiodato, rilancio lungo, Olivera a staccare verso Meret, rilancio lungo, c'è Maradona sulla palla, riesce ad andare da Lang che la gira, Di Lorenzo, la palla è per Noah Lang, Lang sbaglia tutto, Noah, palla dentro, ancora errore, Scott McTominay, Spinazzola fresco qui, recupera palla, va ad Anghissà, palla per Maradona, la gira per Scott, niente da fare, Anghissà recupera palla, McTominay, sbaglia Scott McTominay, poi Olivera, la gira per Spinazzola che cerca Maradona, lo trova per il Ciolito Simeone, ci ha provato il Ciolo, Spinazzola, la palla resta lì, Lang, Maradona, la palla è per Scott McTominay, dentro per Diego che non riesce a tenerla, il lancio lungo, attaccano loro, palla dentro, proviamo a chiudere con Olivera che poi cerca e trova Anghissà, la palla è per Noah Lang, la mette a Ciolito Simeone che è fuori gioco, calcio di punizione per il Gala, 4-3, ragazzi. Che partita ha fatto Lorenzo Lucca che ci sta regalando la vittoria. Canna, rilancio lungo, Spinazzola prova ad andare a staccare e poi McTominay spara lontano, finisce qui, 4-3, la giocata da solo Lorenzo Lucca, ragazzi, 4 gol per lui, porca puttana, 4-3, bene così, ragazzi, 1734 punti. Queste partite stanno essendo più toste di quello che potrebbero essere. Allora, sono praticamente le 11, ragazzi, ce ne facciamo un'altra, potrebbe essere l'ultima, vi dico, potrebbe essere l'ultima, vediamo me anche perché sono un po' stanco. Ed è stata una live comunque abbastanza tosta fino ad ora, anche se poteva non sembrare. Tranquillo, tranquillo, io faccio l'ultimissima e penso stacco io, che sto distrutto. Napoli-San Antonio, Napoli-San Antonio. Napoli-San Antonio. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci ancora di più al miracolo. Tutti bene per noi. Il nostro personaggio gioca 4-4-2 praticamente, anche se è un 4-2-4. Vedo un Pelé davanti che ci romperà parecchio il Leo Ioni.
Si parte Napoli-San Antonio. Signore e signori, benvenuti all'incontro di oggi tra Lukaku, palla per Scott McTominay, ma Mazzocchi subito, Mazzocchi per De Bruyne che prova ad invocare Paco, niente da fare, De Bruyne prova a rientrare, attenzione, buongiorno, Olivera, il cross in mezzo, Meret ci deve salvare subito, poi buongiorno, riusciamo a ripartire, palla ancora per Kevin De Bruyne, dentro, la palla non passa, attenzione qui, palla dentro, De Bruyne allarga per Pasquale Mazzocchi, dentro, non passa il pallone, attaccano loro, Olivera recupera una gran palla Mattias, De Bruyne cerca ancora Lukaku, De Bruyne, palla per Romelu, si gira Romelu, Lukaku dentro per Kevin De Bruyne che prova ad andare fino in fondo, De Bruyne spara, palla fuori, ci ha provato Kevin, dopo un grande assist di Romelu. Lancio lungo da parte loro, Olivera non riesce a colpire, recuperiamo palla poi con Scott McTominay, niente da fare, Scott Lobotka deve rientrare su Rijkaard che va fino in fondo, Frankie Rijkaard, recuperiamo, poi palla per De Bruyne che allarga bene per Mazzocchi che sbaglia tutto, niente da fare, attaccano loro, bella palla qui per Lionel Messi, palo, mio Dio che cosa è successo? Poi Lobotka, Scott McTominay, prova ad andare Scott, la palla è per Maradona, Maradona dentro, non passa il pallone per De Bruyne, poi arriva adesso qui De Bruyne, riesce ad andare da Lukaku che l'appoggia a Mazzocchi, scende Mazzocchi, la palla è per Scott McTominay, palla fuori, ci ha provato Scott, l'ha tolto dalla porta infatti. Ma raga, ma che cazzo ha fatto? Io ho detto boh, ha segnato. Attenzione, McTominay prova a staccare De Bruyne, Maradona, Lobotka dentro per Maradona, De Bruyne prova ad allargare bene per Di Lorenzo che sta arrivando, Di Lorenzo il cross in mezzo, De Bruyne di testa addirittura, poi Kevin ancora. Niente da fare, Lobotka, riparte il San Antonio con Lobo che prova a chiudere, Olivera, Mazzocchi, bella chiusura, poi Lobotka, la palla è per De Bruyne, scende De Bruyne prova a metterla per Maradona, attenzione Lukaku, prova a ridarla a Kevin, niente da fare, rilanciano loro, buongiorno a staccare, palla lunghissima verso Pelé, poi Meret lancia male però perché l'ha rilanciata troppo vicino, poi Lobotka, palla per buongiorno, De Bruyne, va da Di Lorenzo, palla per Diego Maradona, Maradona l'appoggia per Gianni Di Lorenzo, prova a scendere Giannino, va dentro Di Lorenzo, attenzione il cross in mezzo, Lukaku, la palla è per Scott, entra a fare Mazzocchi, la mette per McTominay ancora, incredibile, si salva il San Antonio, come mi sono anche salvato io prima, quindi penso che siamo abbastanza pace un pochino con le azioni. Poi Rachmani prova ad andare da De Bruyne, Maradona di tacco, Scott McTominay non trova Romelu Lukaku, Scott, gran recupero palla di Scott McTominay dentro per De Bruyne che prova ad allungare per Maradona che l'appoggia a Romelu, si salva ancora il San Antonio qui, palla dentro, buongiorno, gran chiusura, palla per Mazzocchi, dentro per McTominay, Lukaku, De Bruyne, la palla è per Maradona, dentro per Kevin, non passa il pallone, bravissimo Mazzocchi che prova a scendere, dentro per De Bruyne, Mazzocchi, McTominay, Lukaku, prova ad anticipare, la palla finisce a Maradona, niente da fare. Peccato, bravo Rachmani qui, poi Lobotka vede Scott McTominay che non trova Kevin De Bruyne, peccato, attenzione, buongiorno sbaglia, Mazzocchi, gran recupero palla, Scott McTominay, De Bruyne, Lukaku, palla per Maradona, dentro per McTominay che l'alza verso Romelu Lukaku che ha provato un colpo di testa naturalmente improponibile, era l'unico modo per arrivare su quel pallone, rilancio lungo dall'altro lato,
Di Lorenzo prova ad andare da Scott McTominay che cerca Diego Maradona. Lobotka, gran break di Lobo, dribbling di Lobotka centralmente, va dentro da De Bruyne di tacco per Romelu, calcio d'angolo. Maradona, attenzione verso Amir Rrahmani che prova a tenerla lì. Amir, niente da fare, la riprende Rrahmani, la alza per Romelu Lukaku. Rilanciano lungo, Mazzocchi, Lobotka, sbaglia tutto, grandissimo Mazzocchi, poi Lobo ancora, sbaglia ancora Lobotka, Mazzocchi prova ad imbucare per Lukaku, niente da fare. Rilancio lungo del San Antonio, palla lunghissima verso Buongiorno e Meret, rilancio lungo per far finire il primo tempo. 0-0 ragazzi, 0-0, 6 tiri a 3. Ricordiamo a tutti i tifosi di usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata. Grazie. Secondo tempo, partita Cambio di giocatori. difficile che è questa. Provano ad attaccare subito loro. Lobotka con un gran pallone, prova ad invocare per Diego Maradona, gran giocata, va dentro Diego Maradona, l'appoggia per De Bruyne, dentro De Bruyne, l'alza per McTominay. Passiamo noi con Scott McTominay. 1-0 ragazzi, bella giocata qui, Scott non sbaglia. Gol! Ha segnato al 48esimo minuto numero 8. McTominay, attenzione, prova il pressing qui, Digno prova ad andarsene, Digno, attenzione Olivera, gran chiusura di Olivera, poi la palla è dentro per De Bruyne che cerca Lobotka, Lobo la appoggia per Di Lorenzo, ancora per Lobotka che prova ad andare centralmente da Maradona che prova a metterla per Romelu Lukaku, niente da fare. De Bruyne, attaccano loro, Lobotka deve chiudere, velocissimo Eze, Lobo lo aspetta esattamente lì, si ruba la palla e se ne va Lobotka, attenzione Lobotka, cerca De Bruyne, palla per McTominay, scende McTominay, prova ad imbucare per Lukaku, idea per un'altra, anche qui palla lunghissima, Mazzocchi a staccare verso Meret. Lancio lungo di Alex Meret, Lukaku prova a prendere posizione senza una grandissima fortuna, provano a rilanciare lungo loro e vanno bene con Olise che va dentro Meret e poi Di Lorenzo la mette fuori. Scott McTominay, De Bruyne, Maradona, De Bruyne, Maradona ancora, Lukaku, Scott McTominay si fa sorpassare dalla palla, attaccano loro bene dentro, non ci credo, perché faccio sti fatti, palo, mio Dio. McTominay sbaglio ancora, Buongiorno, ma diceva che volevo subito gol però. 1-1. Ok, allora fuori Romelu, dentro Lorenzo Lucca, pass Diego viene qua, fuori Kevin, dentro Jack, dentro Billy Gilmore, fuori Paco, dentro Biago no, sì. Contropiede a Lorenzo Lucca e difensivo a Billy Gilmore. Sostituzione di giocatori. Numero 9.
Lucca, palla per Gilmour, va da Genio Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, torna dietro da Rachmani, ancora per Giannino Di Lorenzo, attenzione Di Lorenzo, la palla è per Raspadori, va da Lucca, incredibile qui, deve tornare Billy Gilmour, attaccano loro, Rachmani, torna da Meret, rilancio lunghissimo di Alex Meret con Lucca che la mette dietro Raspadori, niente da fare, attaccano loro, McTominay, palla per Olivera, sbaglia Matias. Erroraccio di Matias qui, va Olise fino in fondo, Olise deve tornare Scott McTominay a prendersi questo pallone, prova ad andare ancora Scott, la mette per Raspadori, Maradona dentro per Jack, la palla non passa, non filtra, palla dentro ancora per loro, attenzione qua, non riusciamo a regolare questo pallone, bravissimo proprio Beukema. Poi va da Scott McTominay, prova a scendere Scott, la mette per Maradona, si gira Diego Maradona, Raspadori, Gilmour dentro per Di Lorenzo che prova a metterla per Lucca, dentro per Jack Raspadori che va fino in fondo, Raspadori fermato sul più bello Jack, veramente fermato sul più bello Jack. Scott McTominay, Olivera, palla per McTominay, prova ad andare dentro, Lucca si allunga, Raspadori, palla per Maradona, attenzione Diego Maradona, prova ad imbucare per Di Lorenzo il cross in mezzo, Lucca di testa, Lorenzo Lucca, ma che gol ha fatto Lorenzo Lucca, di testa, incredibile, 2-1, che gol ha fatto Lucca ragazzi. Palla dentro, attenzione, buongiorno, poi Gilmour, Raspadori, Scott, tutti a vuoto, Maradona deve rientrare, chiude anche buongiorno e poi Billy Gilmour allarga qui per Di Lorenzo che la mette per Lucca, palla per Raspadori, prova ad allungare dall'altro lato, Maradona, niente da fare, Scott McTominay, tutti a vuoto, Olivera recupera palla, poi va da Gilmour, McTominay, Lucca, la palla è per Maradona che non riesce a lanciare di Raspadori, la palla è Gilmour, attenzione Raspadori dentro per Lorenzo Lucca, non filtra il pallone, provano a ripartire loro, bravissimo Gilmour dentro per Jack Raspadori che prova a tenerla, non ci riesce, attaccano loro, attenzione qui, buongiorno, cerca poi Raspadori, Gilmour allunga per Di Lorenzo che va fino in fondo, Di Lorenzo il cross in mezzo, Maradona la mette per Lucca, 3-1, Lorenzo Lucca, altra doppietta, mio Dio, che gol stupendo, però ma come cazzo è passata quella palla là sotto? Lorenzo Lucca, decisivo a dir poco ragazzi. Poi palla dentro Maradona, dentro per Billy Gilmour che va da Raspadori che la mette per Lucca, dentro per Jack Raspadori, può andare Jack, è uscito il portiere, porca trota. Di Lorenzo la può mettere giù, evitiamo di farla uscire, va dentro Di Lorenzo, passa Giannino, solo per un attimo. Ci saranno 3 minuti di recupero. Proviamo a recuperare palla, buongiorno, palla per Scott McTominay dentro da Raspadori, niente da fare. Buongiorno, niente ancora Alessandro, buongiorno, chiudiamo tutto, chiude anche Beukema, va Raspadori, finisce qui la partita ragazzi, finisce qui, gol alla Ibra, Lucca è un crack, sì è vero, però io è vero, quando riesco a crossare è spaventoso, io mi ha fatto 6 gol in 2 partite. 3-1, bene, benissimo così, 1754 punti, ne guadagniamo 20 ragazzi, chiudiamo con una grande vittoria, io vi auguro una buona serata, vi do la buonanotte, ci vediamo forse se tutto va bene domani pomeriggio se riesco, ripeto, buonanotte a tutti, grazie per avermi seguito e ci vediamo domani e forza Napoli sempre.